Prima lo schianto, poi le fiamme che hanno avvolto entrambi i mezzi, ripresi dai testimoni atterriti per quanto stava accadendo. E l'arrivo in emergenza dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del SUEM. C'è un 37enne grave in ospedale a Treviso dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera a Conegliano. È il Centauro che si trovava in sella alla moto finita per cause da accertare contro una Golf guidata da un trentenne. L'auto stava per entrare nel parcheggio di un locale quando è sopraggiunta la moto dalla direzione opposta lungo la Ponte Bala verso San Vendemiano. Impatto violentissimo, il 37enne è stato sbalzato diversi metri in avanti, mentre in pochi istanti entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Fiamme che hanno scatenato il panico tra chi si trovava lì e chi passava nei dintorni. L'automobilista ferito leggermente ha fatto in tempo a uscire dalla vettura prima che fosse troppo tardi. Molto gravi invece sono apparse subito le condizioni del 37enne Centauro intubato e trasferito d'urgenza in ospedale, mentre i vigili del fuoco spegnevano il rogo che ha distrutto auto e moto. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti del commissariato di Conegliano.